Buongiorno, ben ritrovati. Come abbiamo anticipato su questa pagina, oggi parliamo di un tema delicato sul quale sono profondamente incompetente e lo faremo con una persona che invece, per quella che poi la sua parte professionale, ne sa, essendo commercialista, fa parte della commissione di emergenza istituita da Fisevento, però prima ancora grandissimo appassionato di cavalli e, diciamolo, in questa emergenza che ha messo tante persone in difficoltà, particolarmente fortunato. Possiamo dire così, Rizzetto? Sì, io particolarmente fortunata perché ho la fortuna di vivere praticamente vicino al mio cavallo. Quindi non c'è mai stato il distacco, mettiamolo così. Esatto, anzi, stretto contatto, sempre. E questa non è una fortuna che hanno tutti, però insomma, Esatto, è vero. Io... se c'è ben venga, mettiamola così. Come dicevo, oggi tocchiamo un tema molto molto delicato, che è quello dell'accessibilità al credito sportivo. Esatto, i cosiddetti mutui light, liquidità per le nostre associazioni sportive dilettantistiche e anche per le società sportive dilettantistiche. Ci spieghi? Ok, allora facendo un attimino un passo indietro nel tempo, perché questa possibilità di contrarre mutui è stata disciplinata dal decreto legge dell'8 aprile del 2020 all'articolo 14, che appunto prevedeva la possibilità di ottenere dei finanziamenti e dei contributi. Pertanto, per effetto di questo provvedimento, sono stati creati presso l'Istituto del Credito Sportivo per l'anno 2020 chiamiamole dotazioni, per fornire delle garanzie sui finanziamenti per ben 30 milioni di euro e al tempo stesso anche per contribuire in conto interessi per la somma di 5 milioni. Finalmente, a più di un mese dalla sua emanazione, sono stati regolarizzati e resi noti gli aspetti operativi, ossia le modalità e tutte le condizioni per poter attingere a questi fondi. Infatti penso ormai, come sapete tutti, perché è stata fatta comunicazione anche da parte della nostra federazione, da ieri le associazioni e le società sportive dilettantistiche che sono regolarmente iscritte al registro del CONI e regolarmente affiliate alla FISE o anche ad altri enti di promozione sportiva da almeno un anno, attenzione, potranno accedere a tutto l'iter per procedere con la richiesta direttamente dalla home page del sito, che se non lo conoscete già io ve lo ricordo, è www.creditosportivo.it. C'è una sezione dedicata appunto alle misure per il sostegno collegate all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Numeri alla mano, parliamo di importi fino a 25.000 euro a tasso zero e senza ulteriori garanzie richieste, in quanto è lo stesso fondo che le fornisce. Quindi un finanziamento a medio termine, agevolato ed assistito, da destinare all'esigenza di liquidità correnti dei nostri circoli che si sono trovati sicuramente in difficoltà. Io la reputo un'iniziativa per ridare una piccola boccata di ossigeno alle nostre realtà che, ripeto, al momento si trovano veramente a sopportare una crisi di liquidità inevitabile visto il periodo. Vediamola come una piccola iniezione di fiducia che concretamente vuole portare un attimino di sollievo finanziario alle associazioni e alle società sportive del settore equestre per poter ripartire un attimino con un certo ottimismo, pur sempre cauto e Detto così responsabile. sembra facile, io poi ho sentito però Esatto. imprenditori, parlo Mhm. in genere, avere grandissime difficoltà nei rapporti purtroppo con gli istituti di credito per avere i finanziamenti che lo Stato prevede. Certo, allora c'è da dire che essendo tutto operativo da ieri, penso che forse le prime risposte inizieranno a riceverle oggi, perché la procedura è fatta di vari passaggi, se vogliamo vederla insieme al volo, volentieri. Basta collegarsi al sito, come dicevo prima, dove c'è la sezione dedicata per richiedere questa tipologia di finanziamento e
come prima cosa bisogna semplicemente, tra virgolette, compilare un modulo online. Si clicca sul bottone compilare il modulo online e si spedisce. Tempo 24 ore di attesa e vi riceverete tutti una mail di conferma. Quindi io, ecco, ci tengo a dire, scrivetela bene la vostra mail, perché è quella attraverso cui poi riceverete tutte le comunicazioni del caso e le conferme del finanziamento. Lei è ottimista sul fatto che questi finanziamenti si riesca ad averli? Allora, io sono ottimista sulla base di quanto è scritto nei regolamenti che ci hanno prodotto, nel senso che a livello di tempistiche, io ve lo dico già, sulla carta, dal momento in cui vi viene convalidato e dato l'ok per poter ricevere queste somme di denaro, si prendono 7 giorni lavorativi. Quindi una volta che avete l'ok, in 7 giorni, in una settimana, in 7 giorni lavorativi, dovreste avere già la somma di denaro direttamente in conto. Quali sono i requisiti per poter accedere? Allora, i requisiti, come detto all'inizio, bisogna essere delle associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI. Infatti vi verrà chiesta anche come allegato quella di produrre il certificato di iscrizione, e regolarmente affiliate anche alla FISE, nel nostro caso, la nostra federazione nazionale, o altri enti di promozione sportiva da almeno un anno. Scelta discutibile, nel senso che dal mio punto di vista purtroppo si vanno a penalizzare magari dei soggetti che hanno fatto dei forti sforzi per partire, si sono trovati anche nel bel mezzo di un'emergenza epidemiologica, ma purtroppo le regole sono queste, bisogna essere affiliati da almeno un anno, anche perché l'istituto finanziatore deve avere comunque dei dati su quali basarsi, e almeno il 2019 deve essere presente. Visto che è stata istituita questa commissione appunto di emergenza di cui abbiamo sentito con queste interviste un po' i vari membri, se io che cerco di accedere a questo finanziamento ho delle difficoltà, voi offrite anche magari assistenza per spiegare, cercare di capire cosa sbaglio io che non riesco a farlo, insomma? Certo, allora ci mancherebbe, anzi ci sono ben 2 vie se vi trovate in difficoltà. La prima, l'Istituto di Credito Sportivo ha messo a disposizione un numero verde per le informazioni, sia a livello di assistenza che di consulenza. Se volete ve lo posso anche dire adesso in diretta, ma lo trovate ben segnato nel sito. Comunque diciamolo lentamente, chiaramente. Ok. E me lo segno anch'io, così dopo lo scrivo. Eccolo, il numero è? Il numero è questo: 800 29 82 78. Allora, ripeto, 800 29 8278, e questo è il numero del? È il numero verde dell'Istituto di Credito Sportivo, che è l'istituto competente al quale si fa domanda per avere l'erogazione della somma. Quindi è un numero a disposizione di chi vuole... È un numero, esatto, chiunque ha bisogno di informazioni, di assistenza, di consulenza, è un numero verde gratuito, si chiama Si clicca l'1 perché vi danno varie Vabbè, opzioni. certo, poi quello è normale, Io insomma. vi dico già, cliccate 1, vi rispondono, ve lo garantisco perché ho chiamato più volte e mi hanno sempre risposto, e questa è una prima possibilità. Ovviamente noi ci siamo, noi della commissione ci siamo, potete scriverci ogni dubbio, ci siamo già anche confrontati con altri circoli in questi giorni, potete scrivere alla mail solita della segreteria della FISE Veneto, che poi ci girerà le domande e noi rispondiamo e diamo assistenza, ci mancherebbe. Ma per questo finanziamento c'è un limite di quanti possono accedere, o è, tra virgolette... Allora, sì, non è un limite di quanti possono accedere, più che altro vi è un primo limite a livello di denaro, che forse ai numeri alla mano è quello che interessa un attimino di più. Andiamo da un importo minimo di 3.000 euro a un importo massimo di 25.000 euro. E in base a che cosa uno ha diritto all'uno o all'altro, alla cifra? Come si... Allora, sì, praticamente nella misura
massima consentita del 25% del fatturato dall'ultimo bilancio. Perfetto. Approvato o rendiconto approvato a livello di entrate, che per essere chiari, il 25% applicato a cosa? Per le società sportive dilettantistiche è la somma praticamente del valore che vediamo alla lettera A del proprio bilancio, la somma dei ricavi di tutte le entrate. Per le associazioni sportive dilettantistiche è il totale delle entrate in generale. A titolo esemplificativo dico la somma dei ricavi istituzionali, quali le quote sociali, i vari contributi, e anche la somma delle attività commerciali, dei ricavi derivanti dalle attività commerciali, come possono essere le sponsorizzazioni, ad esempio, o il bar, l'attività di bar. Poi ecco, non so se lo sa, ma io lo dico visto che siamo su una pagina Facebook, Sì. che eventualmente la diretta interessata la trovate anche su Facebook. Sì, ci sono. Eventualmente potete, Penso che mi abbiano visto, dai, potete anche scrivere un messaggio via me, cioè, insomma, ogni mezzo è lecito poi quando uno insomma è in difficoltà. Certo, ci mancherebbe. Ci tengo particolarmente anche a questa cosa perché io so che la gente è davvero in difficoltà e questo aiuto ci vuole proprio per ripartire con un attimino di serenità, anche perché parliamo veramente non di vesti, di vizi, ma di circoli che chiedono a prestito somme di denaro per far fronte a esigenze veramente della gestione corrente del circolo, quali possono essere pagare il fornitore di fieno, il fornitore di mangime, pagare i dipendenti, le utenze, cioè è veramente importante, quindi per qualsiasi cosa noi ci siamo e aiutiamo. Io spero che non sia vero, ma ho sentito persino di circoli talmente in difficoltà, io uso un termine edulcorato, che stanno pensando o hanno pensato di eliminare cavalli. Ecco, io in questo caso tendo a tapparmi le orecchie, spero veramente di no, anzi faccio anche un appello, scriveteci, vi aiutiamo anche con questo tipo di pratiche se può esservi d'aiuto, prima di prendere decisioni veramente al limite e allo stremo, insomma. Purtroppo le difficoltà sono tante e gravi, per cui c'è, in certi circoli siamo arrivati alla disperazione. Sì. Ecco, per ritornare un attimino alla domanda di prima sul numero massimo di circoli, di realtà che possono fare domanda, tengo a precisare che effettivamente dovrebbe essere un click che tutti dovrebbero fare con una certa velocità, perché le richieste vengono praticamente ordinate in una sorta di graduatoria che viene stilata alla presentazione delle varie domande. Meglio essere veloci. Perché l'evasione delle pratiche avverrà infatti secondo un ordine cronologico fino ad esaurimento fondo. Quando non ci sono più fondi purtroppo si chiudono le porte un po' per tutti. Quindi insomma i primi saranno... Sì, infatti ecco, veramente preparatevi tutti gli allegati e la documentazione richiesta, perché non sono pochi, ma sono comunque facilmente reperibili. C'è la lista ben chiara sul sito. Dotatevi della PEC, della firma digitale, che vi aiuterà a velocizzare il tutto e insomma a farvi velocizzare la cosa. Ci sono altre cose che è bene che aggiungiamo, che diciamo, ripeto, sono cose tecniche in cui purtroppo mi dichiaro profondamente incompetente. Certo, possiamo dire un attimino come funziona la durata e come funziona il periodo di ammortamento e restituzione del prestito, che forse è quello che interessa. Purtroppo. Esatto, perché bisogna restituirli, non ce li regalano. Sì, non è un finanziamento a fondo perduto. No, assolutamente no, però abbiamo il vantaggio del tasso zero. La durata è fissata in 6 anni totali. Si parla di 2 anni di preammortamento e 4 di ammortamento e quindi restituzione. Più che di preammortamento sarebbe corretto parlare di slittamento, perché in realtà per i primi 24 mesi non si paga nulla. Gli interessi vengono infatti interamente abbattuti da parte del fondo contributi conto interessi, che è gestito dall'istituto stesso, e quindi la quota degli interessi è completamente azzerata sia nella fase di preammortamento che in quella di ammortamento. Si inizierà a pagare dopo i 2 anni, quindi dal 25esimo mese
dalla cessione del rapporto di finanziamento, iniziamo a restituire la somma di denaro mutuata tramite rate mensili costanti e posticipate solo a livello di capitale. Quindi, per essere semplici, in altre parole, voi prendete la somma ricevuta a mutuo, fate diviso i mesi dei 4 anni, quindi prendete la somma e fate diviso 48 mesi e quella è l'importo della vostra rata che andrete a restituire. Intanto saluto la nostra Presidente Clara Campese che ci sta seguendo e anche Vittorio che ci manda i saluti. Noi cerchiamo insomma in queste occasioni di poter dare informazioni utili per superare un momento, ripeto, che in certe occasioni è stato davvero di gran difficoltà. Sì. Ecco, e il mutuo è garantito dal fondo comparto liquidità, quindi abbiamo il 100% dell'ammontare del finanziamento totalmente garantito e quindi è una garanzia anche gratuita, non chiedono premi per spese di istruttoria né premi periodici. L'unica spesa, attenzione che forse la gente non lo sa, viene applicato uno 0,25% sull'importo del finanziamento, trattenuto subito direttamente quando viene erogato il finanziamento, quindi lo riceverete già al netto di questa imposta sostitutiva. Per il resto è completamente gratuito, non ci sono nemmeno le spese di incasso a detta loro e io vi riporto questa informazione. E poi forse è il caso di dire che come fu per i 30.000 euro messi a disposizione direttamente alla FISE regionale, non faccia richiesta a chi non ne ha bisogno. Certo. Perché visto che i fondi non sono illimitati. Esatto, anche perché il regolamento di questo finanziamento dice chiaramente che la somma viene erogata per interventi ammissibili e gli interventi ammissibili in questo caso sono le spese per esigenze di liquidità che devono sostenere i soggetti beneficiari che sono stati danneggiati dall'emergenza. Quindi può essere un caso limite che per finalità a livello di controlli che possono chiedere anche un riscontro documentale. È veramente un caso limite, però stiamo attenti che insomma la somma viene erogata per interventi ammissibili, che sono questi qua, bisogni proprio di gestione ordinaria del maneggio. Gestione ordinaria. Possiamo spiegare cosa si intende per gestione ordinaria? Certo, proprio lo dicevo prima a titolo esemplificativo, ma ovviamente non comprende tutto quello che può essere. Parliamo di debiti verso i fornitori, fieno, mangime, lettiera dei box, le retribuzioni dei dipendenti, le utenze, gli affitti. Ecco, è specificato quindi che sono escluse le estinzioni o le riduzioni di debiti pregressi. Magari uno ha un debito pregresso e la vuole utilizzare per coprirlo. Nel regolamento c'è scritto che è esclusa questa opzione. Comprensibile, no? L'importante è appunto la precisazione che magari uno non ci pensa, sono aziende che non hanno incassi, non hanno avuto incassi, ma che hanno dei dipendenti e che hanno delle spese per i cavalli devono mangiare. E quindi appunto questo prestito può servire davvero per aiutare a superare i debiti fatti nei 2 mesi di lockdown. Sì. Ecco, dicevo un attimino, volevo un attimo precisare che ci sarà una piccola attività di rating a discrezione dell'istituto, cioè i dati di bilancio servono anche un po' a questo. Andranno per lo più a guardare situazioni pregresse di insolvenze acclarate pre-Covid, quindi prima dell'emergenza. Ovviamente è normale che non vanno a vedere la sofferenza attuale dovuta all'emergenza epidemiologica, quella sofferenza lì. Siamo tutti molto sofferenti. Sì, questa sofferenza non va a pregiudicare la buona riuscita della domanda, si va a vedere il passato. Certo, giustamente. È come anche giusto che se qualcuno si è comportato fiscalmente male non abbia aiuto perché non se lo merita, insomma mi sembra anche corretto. Vanno a controllare che non ci siano presenze di segnalazioni alle centrali di rischi, delle diffide, cose veramente gravi. Ecco. Questo mi sembra corretto. Sì. Dottoressa, buone
buona vita in maneggio, dato che lei rispetto ai tanti disperati che ci hanno scritto per No. settimane che non riuscivano a vedere i cavalli, lei è una fortunata. Sì, sì, no, dai, buona ripartenza a tutti. Spero che siamo tutti un po' più positivi. Facciamo comunque sempre prevalere il buon senso perché ci teniamo a dirlo, l'abbiamo detto fino, penso, stiamo stressando tutti con comunicazioni e quant'altro, però al di là della riapertura sappiamo che l'emergenza non è ancora finita, quindi non siamo ancora tornati alla normalità. Preserviamoci, facciamo appello al nostro senso di responsabilità per non rischiare di tornare indietro. Però ecco, Abbiamo comunque- diamo un messaggio, però vorrei dire anche alle famiglie, tornate a portare i bambini, i ragazzini nei Sì, maneggi, sì, è un luogo per stare all'aria aperta, per stare insieme esatto. agli animali, per fare attività sportiva, per È fare un'attività stato, sportiva dove il distanziamento sociale è esatto, inevitabile. è stato anche riconosciuto che rischio contagi nell'equitazione è ai livelli più bassi, Poi quindi magari ci sono persone che non lo sanno, ma negli maneggi si organizzano anche delle settimane di attività durante l'estate per sì, far conoscere questo mondo ai bambini, che quindi possono fare un'esperienza nuova, diversa, per quello che è anche il ruolo sociale del cavallo, e quindi magari insomma anche chi non lo sa di andare a scoprire questa galassia che in questo momento, con tanti problemi di bambini, di ragazzini a casa, può essere di aiuto davvero anche alle famiglie. sì, sì, speriamo nella riapertura, parlano del 15 di giugno in questo decreto rilancio ancora un po' fantasma, ma speriamo nella riapertura un po' di centri estivi e anche di bonus che possono essere erogati alle famiglie per incentivare la E in questo cosa. senso il mondo dell'equitazione potrà Esatto, davvero essere esatto. di aiuto. Intanto io saluto e ne approfitto anche Mariella che ci dà il buongiorno, noi lo ricambiamo. Cerchiamo in questa Buongiorno. maniera di essere utili, ci sono tante altre iniziative di cui abbiamo discusso anche oggi con Nicoletta Bonomo, con la Presidente Campese, di cui vi daremo conto su queste pagine, ma intanto ringrazio il membro della Commissione Grazie a appunto voi, di emergenza grazie. che ci ha dato queste dritte insomma su come accedere al credito sportivo. Grazie a voi, è stato un piacere e noi ci siamo, mi raccomando, ci tengo a sottolinearlo che rispondiamo a tutti e non avete paura a scrivere. Ultima cosa, ripeto il numero che ci ha dato, 829 82 78, il numero dell'Istituto del Credito Sportivo. Se avete dubbi nell'erogazione di questi fondi, volete chiedere qualcosa, potete chiamare appunto questo numero, Esatto, sì. 829 82 78. Poi lo aggiungo nell'incipit del post in modo che lo possano Grazie. trovare, invitandovi anche a utilizzare il nostro hashtag, che vedrete altrettanto, con cui cerchiamo di dare questa sensibilizzazione per quanto riguarda il mondo, e ne approfitto anche per ringraziare anche Giuseppe che ci sta ringraziando per le informazioni date. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci date, rinnovandovi anche l'invito a condividere questi video sulle vostre pagine, perché certamente su questa pagina chi guarda, chi ci segue ha la passione dei cavalli. Magari fra i vostri amici non necessariamente tutti hanno la passione dei cavalli. Deve esserci il marito della nostra ospite che guarda, è partito un cuoricino, quindi è suo marito sicuramente. Magari sui vostri profili ci sono anche persone che non conoscono questo mondo e che con le vostre condivisioni potrebbero essere aiutati, invogliati a saperne di più, ad avere informazioni, o magari che ne sono interessati ma non hanno seguito in diretta questa nostra chiacchierata e magari ascoltandola sul vostro profilo possono aver sentito informazioni che sono loro utili. Certo. Grazie mille, buona giornata a Grazie a tutti. voi. Buona giornata a tutti. Arrivederci.